brillante Attilio e mi ha anche svelato un coso che Draghetto mi imbrogliava già da allora, perché io gli avevo detto che dovevamo ridurre a 21 gli ospedali, lui subito ne aggiungeva 8 così per tenersi buono qualcuno. Venendo alle cose di oggi, è un giorno per davvero di festa e io voglio non soltanto limitarmi alla prima pietra di questo ospedale, che sarebbe ben poca cosa se non fosse accompagnata da tantissimi altri atti di buona amministrazione. Il Veneto in questi anni, tanti anni, ha offerto ai suoi concittadini, e non solo, anche ai cittadini meno fortunati, peggio amministrati, mal governati di altre regioni del nostro paese, e non soltanto del nostro paese, una sanità di altissimo livello. Ha offerto servizi all'avanguardia nel mondo, ha offerto servizi che tutta Europa indica come modello. Allora diciamocelo apertamente, ci sono altre buone sanità in questa Italia. Il Piemonte, l'Emilia, la Toscana hanno una buona sanità, anche qualcun altro con bilanci più che accettabili. Però i modelli che vengono indicati come gli esempi da seguire sono due, quello veneto e quello lombardo, profondamente diversi fra di loro, efficienti entrambi, e la differenza maggiore sta in un punto: il ruolo del privato nell'uno e nell'altro sistema. In Lombardia esiste un sistema libero, liberissimo. Il privato fa concorrenza del pubblico. Io non sono di questa scuola, sono di quella tradizionale veneta che ritiene che la sanità debba essere la prima preoccupazione del pubblico. I cittadini pagano le tasse e il pubblico ha il dovere di offrire una sanità a tutti, indistintamente, di altissimo livello. Il ruolo del privato è sacrosanto, è complementare però. Io non condivido, allorché si dice che per risolvere i mali di alcune sanità irrimediabili si debba affidare l'ospedale ai privati. Io credo che lo si debba affidare a un buon commissario, se non sono capaci a governarlo là dove sono. I privati subentrano, fanno molte attività laddove non arriva. La gestione, che qualcuno indica un po' dirigista, forse lo è quella di un pubblico che si preoccupa di dare ai cittadini le risposte, e laddove sa che queste non possono arrivare o non conviene che arrivino, vengono date dal privato. Solo in qualche rarissimo caso, peraltro di ottima buona gestione, in giro per il Veneto si è gestito un ospedale o una struttura simile a un ospedale congiuntamente, ma è un esempio particolarissimo e che può essere soltanto limitato a pochi esempi. In tutto questo sorge inevitabilmente un problema, perché è vero che i cittadini pagano le tasse, ne pagano tante, ne pagano troppe, ma i soldi non sono abbastanza. Non sono abbastanza perché molti vanno sprecati. Sarebbero non abbastanza, sarebbero persino troppi se potessimo gestircela a parte, se non avessimo gli obblighi peraltro sacrosanti di solidarietà, anche se chi chiede la solidarietà dovrebbe come minimo dimostrare di meritarsela, almeno non sprecando i soldi che gli vengono dati. Sarebbero più che sufficienti i nostri soldi, ma non è così. E allora abbiamo dovuto ricorrere, e qui ci siamo distinti rispetto ad altri, perché il Veneto è il miglior esempio in Italia di capacità di ricorso ai finanziamenti privati, è il miglior esempio in Italia di capacità di attrarre investimenti. È il sistema del project financing, quello per cui qualche retrogrado, qualche esponente politico del Mesozoico ci attacca ogni tanto accusandoci di dare l'ospedale, dare la sanità ai privati. Ma la sanità, gli chiediamo di costruirla e mai affideremo la funzione sanitaria ai privati. Questo facciamo. Grazie a questo sistemino in Veneto si sono realizzate opere pubbliche senza uguali nel nostro paese, e nella sanità abbiamo realizzato in 4 anni il più bello ospedale d'Europa, Mestre,
e realizzeremo in 3 anni, teniamoci qualche mese buono, 28, 34, dai, per stare dentro i 3 anni, ma realizzeremo in 3 anni quello che solitamente si realizzava in 20. Ecco la virtù della sanità veneta, ecco la virtù, la capacità di guardare al futuro, la capacità di innovare, altro che retroguardia, altro che posizioni superate dalla storia e dal buon senso.